Cari ascoltatori, benvenuti nella nuova trasmissione di Veneto 1 Classica. Vi ricordo che trasmettiamo sempre nelle frequenze di 97.500 per Radio Veneto 1 e su canale 86 di Eden TV. Proseguiamo con questo concerto live, concerto avvenuto il 13 sabato 13 agosto 2016 a Conegliano, nella splendida cornice della Sala dei Battuti, una sala meravigliosa, poi tra l'altro piena di affreschi. E oggi appunto vi presento ormai il famoso quartetto Handel de Puertos de Estado, questo quartetto composto da 4 veramente giovani talenti forgiati nella alta scuola di Sua Maestà, la regina di Sofia, quindi insomma un attestato non da poco. Oggi ascolteremo un programma veramente importantissimo, 2 grandi capiscuola della sinfonia del quartetto, appunto come Haydn e Beethoven. Andiamo subito ad ascoltare il concerto e lascio la parola naturalmente a Roberto Ghizzo, che vi presenterà poi nel dettaglio questo concerto. A tra poco e buon ascolto. Signore e signori, buonasera, bentrovati in questa splendida sede. Bentrovati con questa nostra iniziativa del Prosecco Classic Festival, cioè di onorare la cultura del lavoro della nostra terra con la cultura, anch'essa figlia della nostra terra, qual è la musica classica, nella fattispecie la musica barocca. Io direi, prima di cominciare, di chiedere al padrone di casa, al rappresentante del padrone di casa, non che sei conti da pagare, quindi se può dirlo, di venire a dare il saluto del comune di Conegliano a voi tutti. È quindi il momento di invitare l'assessore Enzo Perin, assessore alle politiche sociali, e di fargli anche un applauso per la sua presenza ad agosto. Ma io penso che dire buonasera e grazie di essere intervenuti a questa meravigliosa serata sia anche poco, però è anche vero che non mi metto a perdere le parole sulle cose che dovrà dire lei, perché altrimenti parleremo 2 volte delle stesse cose. Credo però che si possa dire una cosa: ascoltare una cosa meravigliosa in una sala meravigliosa come questa sia già un doppio vantaggio. Se poi ci sta anche il prosecco, e vabbè, mettetelo anche qua, cosa volete, lo mettono dappertutto, anche sul risotto, mettiamolo anche qua nella sala di Battuti. Però se serve evidentemente per divulgare questa forma culturale, credo che tutto vada bene, perché questa è la cosa più bella che noi possiamo dare a questa città, insieme anche ad altre forme culturali. Però io lascio perdere questa cosa, credo che preferisco parlarvi di una cosa che forse è più mia. Io vi devo complimentare con il nostro, soprattutto Paolo Tagliamento, che è nostro, proprio della nostra città, che nasce e vive qua, che i suoi genitori evidentemente hanno educato, perché ci vuole anche la spinta. Leggevo oggi che il 315 bis dice che i genitori devono informare i ragazzi sulle scelte che fanno per loro, fin dall'età dei 12 anni e casomai, anche se hanno capacità di discernimento, fin dall'età degli 8 anni. Quindi credo che il nostro Paolo Tagliamento abbia avuto tutte queste informazioni, e se è arrivato qua, devo dire francamente che non so se per lui ci saranno altre tappe per l'ultimo traguardo, perché mi pare che ormai metta insieme applausi ovunque gli vada, e quindi questo non fa altro che onore, oltre che a sé e alla famiglia, ma anche a tutta la nostra città. Io ne sono onorato di questo, e sono onorato e vi ringrazio per quello che favorite questa sera, evidentemente come spettacolo culturale, a questa gente, perché so che è di grande spessore, e le cose di grande spessore credo che piacciono sempre a tutti, soprattutto a un mondo che apprezza anche la musica barocca in particolare, come ha aggiunto lei. Grazie quindi di essere venuti, grazie al complesso, grazie a nome del sindaco e dell'intera amministrazione comunale per essere qui stasera. Non mi dilungo oltre, perché sennò allora la musica vi messa tardi. Grazie. Grazie assessore. Il giovane quartetto di archi Handel Puertos del Estado di Madrid in verità è giovane solo per l'età dei suoi componenti. Di fatto è una realtà nota e consolidata in Spagna. Da quelle parti la sensibilità alla cultura fa sì che ogni società portuale offra la sua sponsorizzazione
a questi importanti capisaldi di vita. Dire che gli Handel Puertos dell'Estado sono i migliori è dire la verità senza ombra di smentita. La sua formazione è composta dai migliori allievi della Scuola Superiore Reina Sofia, riconosciuta come una delle più importanti e ambite scuole di specializzazione alla musica classica nel mondo. Ma potremmo dire la nostra dopo aver ascoltato questi ragazzi. È davvero un onore quindi annunciare Paolo Tagliamento, primo violino, che suona con il violino di un grande liutaio, il bresciano Pietro Roggeri, e datato del 1701. Non da meno Mohamed Hiber, secondo violino, al quale è stato affidato un violino del 1667, opera del liutaio cremonese Andrea Guarnieri, capostipite della famosa famiglia di liutai. Come Antonio Stradivari fu allievo di Nicola Amati, lavorarono insieme nella bottega dell'Amati, e Andrea Guarneri ebbe come allievo il nipote Antonio Guarneri del Gesù, a noi tutti ben noto. Alla viola Raquel De Benito e al violoncello David Martin. Saranno loro a far parlare i loro strumenti, fidatevi. Di recente hanno letteralmente entusiasmato personaggi del rango di Anne-Sophie Mutter, violinista tedesca, concertista di fama internazionale, musa prediletta del grande direttore d'orchestra Herbert von Karajan. Zamira Menuhin, figlia del più grande violinista del Novecento, Hudi Menuhin, al quale ha addirittura dedicata una hall all'interno del Parlamento europeo a Bruxelles, ove ci sia concesso questo vezzo. Con Paolo e la nostra orchestra da camera e i solisti di Radio Veneto 1 abbiamo suonato l'anno scorso. E ovviamente questi fenomenali ragazzi hanno suonato anche al cospetto di Sua Maestà la Regina Sofia di Spagna, che poi ufficialmente li ha premiati come i migliori della scuola a lei intitolata. Signore e signori, con piacere presento gli Handel Puertos dell'Estado. Paolo Tagliamento, Mohamed Hiber, Raquel De Benito e David Martin. Apriranno il concerto con il quartetto opera 66, numero 66, scusate, opera 77, dedicato al conte Lobkowitz, nei tempi allegro moderato, adagio, minuetto, presto e finale. Buon ascolto.
ascolteremo il quartetto numero 9, opera 59, numero 3, Razumovsky. A Vienna il conte Andrei Razumovsky era uno dei nobili mecenati di Beethoven, forse il primo della storia, imitato poi anche dal conte Lobkowitz, del quale abbiamo appena sentito un altro quartetto, per il quale abbiamo sentito, al quale è stato dedicato il quartetto che abbiamo appena ascoltato, insomma. A Vienna il conte Razumovsky era uno dei nobili mecenati, come abbiamo detto di Beethoven, e immaginate a quei tempi l'idea di essere in grado di avere in casa un quartetto era come avere in casa un'orchestra. Sentirete voi stessi questa sera cosa vuol dire un quartetto in spazi relativamente modesti. Era ed è ancora oggi una realtà iper raffinata per una casa, ovviamente con i volumi adeguati. Il conte Razumovsky è stato il negoziatore principale della Russia al concerto di Vienna, tanto bravo che lo zar, venuto in persona nella capitale austriaca, riscontrato il buon lavoro, lo elevò al rango di principe. Ecco che il principe organizzò grandi ricevimenti di gala, vita mondana alla grande nel suo palazzo, peraltro pagato di tasca sua. Sfortunatamente però la casa, a causa di un incendio e tutto il suo ben di Dio, andarono bruciati. Distrutto, costretto a vivere un po' più modestamente, dovette rinunciare ad ogni mondanità e non fu più in grado di essere il mecenate del grande compositore che fu Beethoven, ma pur povero, proprio grazie ai quartetti del grande Ludwig, rimase immortale e nella storia, come ben si sa. Quartetto numero 9, opera 59, numero 3, dedicato al principe Razumovsky, gli Handel Puerto del Estado, Paolo Tagliamento, Mohamed Hiber, Raquel De Benito, David Martin.
Bene, siamo giunti al termine di questa puntata di Veneto 1 Classica. Avete sentito questo splendido quartetto di Ludwig van Beethoven, il quartetto numero 9 opera 59, numero 3 dedicato a Radzimovskij. Ebbene, come dicevo, avete sentito questo quartetto Handel de Puertos del Stado, con questi bravissimi 4 giovani musicisti che hanno dato veramente delle sonorità d'alto valore artistico, e difatti concludiamo con una serie di bis che verranno poi anche annunciati, meritatissimi, di questo splendido quartetto che speriamo di avere poi ancora ospite nelle nostre trasmissioni di Veneto 1 Classica. Con questo è tutto e naturalmente vi do appuntamento alle prossime puntate appunto di Veneto 1 Classica. Buon ascolto come sempre e a sentirci presto.